Jesolo è la più frequentata località balneare del litorale veneto, ma non solo, ed ormai è sempre più proiettata nel terzo millennio. La Torre Aquileia, inaugurata di recente, fa parte del progetto City Beach di Jesolo ed è stata progettata dal noto architetto spagnolo Carlos Ferrater. Questo grattacielo sorge tra Adriatico, Laguna di Venezia e le foci del Sile e del Piave ed è stato chiamato il Matitone. Il complesso abitativo, con circa 100 appartamenti su 22 piani, con un centro commerciale ed altri comfort, è di un gruppo privato, ma ha avuto il sostegno del comune di Jesolo e della regione. Tra i presenti al taglio del nastro, con vari operatori turistici, il sindaco Francesco Calzavara e 3 assessori regionali, Renato Chisso, Vendemiano Sartor e Renzo Marangon. Alla base ha un sogno, perché faccio 3 anni e mezzo, Danilo Geroto, assessore alla regione, in questo momento, è venuto in Barcellona per plantearmi l'idea di fare un simbolo per ricostruire la città. Per noi in questo momento abbiamo fatto l'orto botanico in Barcellona e progetti molto interessanti tra la natura e l'artificio, è stato come la possibilità di costruire un pezzo di città in Jesolo, la piazza Mazzini, la via Leardi, penetrare il mare con un mollo, un lungomare, no? E al tempo fare un simbolo, una grande torre, centimetri di altezza in Veneto, tutto prossimo alla città di Venezia, che per me è la grande città nel mondo. Chicago e Venezia sono 2 città che io ammiro e stimo più. Allora il progetto desde il paesaggio, la città, la geometria e la natura. Questa condizione di naturalezza, città, simbolo, è stata l'idea di fare una geometria flessibile e molto organica, che è la pianta dell'edificio con queste terrazze sul mare, però anche l'elemento che gliscono per la facciata, fare come un puntillismo, no? E dopo fare un doppio pinacolo, un pinacolo di 2 punti, che alla fine sono come dei veli in croce che navega la notte in la laguna illuminata. La Torre Aquileia fa parte di un progetto più vasto che comprende Jesolo Lido Village, che è situato in una meravigliosa posizione, davanti alla spiaggia del Lido.